Brainstorming. Brainstorming. Siamo qui al mercato di San Benedetto a ricevere il ministro Salvini. Salvini, sali sulle scale che ti vediamo! Anche lei qua per vedere Salvini? Lo vorrei solo conoscere. Lo vuole conoscere? Certo. Nel frattempo un grattino, se va bene, giusto? Se porta fortuna. Buongiorno signora, sta aspettando il ministro? Sì. Cosa ne pensa del ministro? Io lo ammiro molto. Aspettiamo il ministro Salvini? Sì, Salvini aspettare. Ti piace? Sì. Un grande uomo? Non lo so. Ti senti rappresentato? Sì, lo sai. L'hai votato? No. Speriamo che risistemi la Sardegna. Ma ci rappresenta, ci rappresenta. Sì. E come? E come? Cialetto, ce l'abbiamo per noi, no? Io sì. No, dammene uno. Io sì. Me lo dà? Io ne ho solo uno Sì, da certo. Marina Quanto costa, signora Marina? Gratis. Tutte per il ministro? Sì, tutto per il ministro. Sì. Lo stiamo Io aspettando. lo amo, lei voglio troppo bene. Me la pensa come me la pensa. La pensa come Sì, sì, la pensa. Insomma, dice quello che pensiamo, così è. L'onore, ripristinare la dignità che gli altri ci hanno portato via è molto importante. Ci hanno mandato allo sfascio quella gente. Signora, accampate su Vani, noi stiamo guardando il ministro. Certo, io ho fatto una fila per arrivare qui e mo non so se riuscirò a toccargli la mano, io vorrei tanto. Vorrei dargli anche un bacio se per quello. Le donne impazzite per quest'uomo. È proprio un condottiero, un guerriero, un capitano. Pensa quanta gente invidiosa c'è, quanto lo sto difendendo. Grazie. No, prego. Abbiamo parlato un pochettino. Che vuole un goccio? Il braccialetto, me lo fico. Come faccio? Salute. Sto bevendo dal bicchiere del ministro. L'ha votato, l'ha votato. Certo. Grazie. Chi è? L'abbiamo votato? Sì, per Salvini. Direi proprio di sì. Proprio lui o qualche lista di... No, Lega. Lega, direttamente Lega. Lega. Ma ci rappresenta come Sardi, siamo sicuri? proprio di sì. Assolutamente. Cosa ne pensa di Salvini? Ottimo personaggio. Così, secco. Personaggio, come politico? Non lo conosco come politico. Non lo conosco. L'ha votato? Sì. L'ha visto il ministro? Sì, è qua. Mi piace come persona? Sì, senza dubbio, La soprattutto quello che fa. Non l'ha visto? Peccato. La vota? Lei l'ha votato? No, il bicchiere. Io sono del continente, qua non ho potuto votare, però ho fatto qualcosina per... Lei di che televisione è? La intervisto io. Sta fermando in un'altra noteca, andiamo, vediamo se mi dà un altro bicchiere di vino, andiamo. Juventino e Cagliaritano. Mi ha fatto vedere il braccialetto e gli ho fatto vedere il braccialetto. È venuta per fare la spesa o per vedere il ministro? Per vedere a lei sono venuta. Sono una candidata, ho preso all'incirca 1000 voti la prima volta che mi candido. E quindi ce l'ha fatta? No, non ce l'ho fatta Non ho letto vedrà il così. Lei chi è? Della RAI? Un giornalista? A cavolo un man, signora. Eccoli, eccoli. Sembra l'inseguimento del ministro. Salvini ha sconvolto i cagliaritani. Siamo grati al popolo sardo per questa testimonianza d'affetto e di stima. La mia speranza è di restituire loro una Sardegna migliore e il mio impegno sarà in questo senso dal primo giorno in cui mi insedierò per affrontare i problemi, risolvere i nodi strutturali e restituire a ciascun sardo l'orgoglio e la dignità di poter abitare quest'isola felicemente.